capite che come piano anche di screening si va a una velocità e si passa dal carretto con i cavalli a Ferrari come velocità. Costo? Guarda, costa 12 euro, spingi. Fa male, eh? No. Dà fastidio ma non fa male. Fatto? Puoi andare. Mettiamo in gola uno su naso. Vai. Guardate, fai vedere come. Lo infila dentro al kit. Cade fortissimo. Si strizza. Faccio vederlo qua. Viene intinto in questo liquido, viene strizzato, il tampone poi viene eliminato, lo mettiamo qua dentro, viene messo un dispensatore di voce, ecco qui, si mettono 3 gocce, 7 minuti abbiamo il risultato. 13 andare. Prego, dottor Rigo. Si sta già colorando. Spiega. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Allora, il test è un test rapido, la novità rispetto agli altri test rapidi è che questo va alla ricerca diretta del virus. Avete visto al rinofaringeo e praticamente va a prendere l'ipotetico virus nella cosiddetta cantina che noi chiamiamo di batteri dietro nell'elettrofaringeo, viene stemperato in questo liquido e viene distribuito in questa saponetta. Cosa succede? Succede che quando io metto le goccioline nella saponetta, il liquido nasale inizia a migrare lungo la saponetta e c'è un punto in cui sono presenti degli anticorpi specifici contro il virus Covid-19. Se esiste il virus, si attacca agli anticorpi specifici, c'è una reazione cromatica per cui mi viene la bandina rossa. Se invece è negativo, non avviene questa reazione. Alla fine della corsa c'è un controllo positivo, per cui perché mi dia la sicurezza che è avvenuta la reazione, io devo avere la bandina del controllo positivo. Allora, per il nostro giornalista, per la tranquillità del nostro giornalista, vi dico già che vedo che è già negativo e che la bandina del controllo è venuta positiva.